Seconda corsa, premio Ocagmo, sono cavalli di 4 anni, no vincitori di 4.000 euro in carriera, 11 al via dopo il ritiro del numero 5, 1 Celine DNG, 2 California Poker, 3 Caressa V, 4 Crive, 6 Cruciale Min, seconda fila, 7 Cenerentola Le, 8 Capuzzi, 9 Creed Matley, 10 Country Matley, 11 Arcoveggio, 12 Columbus Gaps. L'errore di Celine DNG. Veloce, Crive, cerca di scavalcare Caressa V. Poi lungo la corda California Poker, prima curva con Nicola Bortolotti che riesce a convergere con Crive ed è il battistrada su Carezza AV, mentre vediamo l'errore di Capuzzi. Numero 7 Cenerentola Leo squalificato. 200 metri in Numero 14,4 8 con Capuzzi Manuel Pistone che va a squalificato. chiedere strada e ad ottenerla con Carezza V ed è la nuova battistrada dopo 400 metri sullo stesso Crive. Poi vediamo il 2 di California Poker, mentre all'esterno scoperto Cruciale Min che si trascina Arcoveggio. Arriviamo ormai al 600 metri, Numero passati 1 dalla figlia di Celine Ghiaccio del DNG Nord in squalificato. 44, ritmo svelto per la categoria con Carezza V che ha preso una decina di metri di vantaggio su Crive. All'esterno prova gradatamente ad avanzare Cruciale Min trascinandosi lo svedese Arcoveggio, poi terzo la corda è California Poker, giro in 59,5. Oggi pista veloce all'Arcoveggio con Cruciale Min che ora ha preso sotto tiro Caressa V. Poi avanza anche Arcoveggio, sempre nella scia dell'allievo di Vincenzo Piscoglio, 1.15.2 il primo chilometro, siamo sulla retta di là, attacca Cruciale Min su Caressa V che cerca di difendersi, ma il cavallo all'esterno sembra più produttivo. Arcoveggio segue il duello fra i due, pronto a entrare in azione, siamo a 400 metri dalla conclusione, dopo il 14,5 sulla retta di là, Cruciale Min è in vantaggio, ora deve fronteggiare l'attacco di Arcoveggio che insiste al largo e sembra sul punto di poter anche impegnare duramente l'avversario, anzi sta già passando in retta d'arrivo per il doppio di Vincenzo Martina e Walter Zanetti. Arcoveggio viene a vincere nel suo, fra virgolette, ippodromo. Secondo posto per Cruciale Min su Carezza V, al quarto è Country Matley, quindi doppio per il training di Walter Zanetti e per Vincenzo Martina, stavolta in sulchi. Al figlio di Marajà c'è Andrea Farolfi che vengono a vincere, rivediamo molto bene, su un comunque valido Cruciale Min che aveva debellato le resistenze di Caressa V, viene a vincere Arcoveggio alla seconda di Bologna.